Io ho la foto tua. In che scuola eri qui? Com'è la vedo, sai? Sei tu vestita di rosso come sempre, con la gorletta, che fili la lana coi bambini. E Eh, anche con la carda, con la eh, cardatrice. ecco. È da quando ti ho vista qua che a me mi è venuta la passione di filare la lana. Ma guarda che roba, eh? Ma ti ricordi che ero venuta da te a imparare? Sì, che te la corletta, no? Erano recintate Ah, là ok. nelle scuole vecchie, ai tempi. Sì. E mio padre le tondeva con la forbice. E io ero piccola, filavo la lana. E mi davano un po' di formento. E allora ho fatto tanti cassetti per tutto il paese di Kraut. E forza che filare la lana avevo consumato anche qua, sai, le dita. Allora passavo sempre, era uno calciasavi dell'osteria qui, Sì? ai tempi. Allora mamma si andava a fieno, comprami la corletta, che era uno che era andato in Africa e faceva queste corlette, no? No? Allora non sai se costava poco e me l'ha comprata la mamma, no? Pochi soldi, sì, per la volta. E la corletta, avevo la corletta e ero pasta e ho filato lana per tutto il paese. Ho filato la lana per tutto il paese di Kraut, anche per i partigiani. Anche per i partigiani hai filato la lana e le hai fatto i calzetti. Sì, perché erano là, in comune, sì, nelle scuole insomma, no? Non trovavo neanche la lana quella volta. Si aveva qualche pecora, qualche qua, no? Ma insomma Caterina ha una vita proprio, e avevo la passione e basta. Si aveva qualche pecora noi. Ma poche? No, sì, qualcuna la tondeva con la forbice, la tondevo anch'io con la forbice, Caterina. Si aveva una stalla qua via, l'Eris anche. Eh, avevo, avevo quella della parte della Val Settimana sulla Puzza, no? Abbiamo le stalle noi, no? E andavo anche, avevo le capre, avevo le pecore e mettevo il nome, no? Una viola, una bionda, una, sai, tutte legate bene, Caterina. E ho avuto sempre quella passione delle vesti di segare e ti ho detto che mi ha morticato la vipera, no? Una volta. Allora avevo 9 chilometri di fare del paese e della stalla. E allora tutta la settimana andavano le capre, eravamo scalze, non era il coso, nei piedi non avevamo le scarpe, non ce n'era. Allora quella domenica gli ho detto a uno, io e Teresina, vogliono che vadi anche oggi, non volevo andare quel giorno. Ad ogni modo sono andata, no, Caterina? E allora ero scalza. Un cane nome Giulietta, Sì. capito? Sì? Allora mio padre era un sentiero che si scampavi un piede e andavi laggiù a finire nel torrente. E allora mio padre è andato a Parré a portare un fasto di fieno. E allora io ho restellato un po' e guardavo così col rastrello, che era uno che portava sempre il mugolio, no? Mugoglio, sì. Ha detto, beh, me la vado fuori presto, stasera, e vado al cinema, sai? Sì? C'era il cinema quella volta. Ero appoggiata così, no? Così, e guardavo in giù. Mio pare ci voleva un quarto d'ora per portare il fieno. Sì? E allora io sono fermato, mi è morticato, mi ha preso la vipera qua, no? Ero scalzo, non c'era una vipera attaccata. Ho camminato 2 metri con la vipera
e sono andata vicino dove era il cane, sotto un albero. E poi ho continuato il sentiero e trovavo mio padre con le corde che veniva su a finire a restellare quel po' di fieno, Caterina, no? Sì. Pare, ho detto, guarda che mi ha morsicato una vipera, no? Torna indietro e si aveva latte là. E siamo andati in un sentiero dove c'è l'acqua. Sta ferma, ha detto, se lo muori. Ha detto, sta ferma che muori. Un spago sotto, uno sopra e mi tagliava così. Era tutto veleno, il veleno, no? Non si apriva neanche e là non veniva fuori niente. Era uno là vicino. Ha detto, non hai un ago a triangolo quando si tramontava i scarpetti, no? Sì, allora provava così, no? E mi parava giù, c'era il veleno. Io ti fa sonno e sete il veleno, no? Io non so, ho bevuto un po' di acqua, ho velenata. Io pare che non mi aveva fiato, ho detto, no? E camminando è uno stroppo che va giù, era il ponte Caterina. Mio padre cammina, 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 avevo la lingua fuori, la testa tutta gonfia. E mio padre ha detto, ha buttato via il cappello e ha detto, oh Sant'Antonio benedetto, come da dire la monina, va, hai capito? Sì. E là si cammina un 20 metri, io non camminavo di più che morivo. Mi hanno portato a casa, buttavo fuori tutta roba al veleno verde, tutta gonfia, gonfia, gonfia nera. E allora sono arrivata alla domenica, un vino dove c'è il mutuo soccorso, era il dottore, no? Era un gobbo napoletano. Ad ogni modo, ascolta via, allora mi ha messo la puntura, tutta dritta, avvelenata, completa. E allora mi hanno portato a Simolais, a Mariae, avevano il contravveleno, le punture che andavano per le montagne, no? Insomma, per fortuna che quella puntura, quelle punture, è venuto uno, me l'ha messa a metà qui, ho ritirato subito la lingua e allora siamo andati a Cimolais, era il nostro dottore, quel provinciale, quello del Cimolais, e mi hanno detto che non arrivavo all'ospedale, che morivo. Mi hanno portato fuori, ho fatto 8 giorni di agonia, mi hanno dato l'olio santo, sai? Ah. Tutto gonfio il cuore. E mia mamma piangeva sempre 8 giorni. E lo dicevo, oh mamma, tu sei andata a piangere, dicevo, no Olga, che passione abbiamo. Quanti ricordi? Delle capre, delle pecore, delle mucche, di segare. Di segare, allora ieri ha partorito una capra, Ah, Franco. sì. Allora Io. un picciol, un Uno. capretto. Capretto. Di che anno sei? Nel 33 Del 33. settembre. Hai detto No. prima. No, i partigiani. Ah, no, i partigiani. No, Non filavi la lana ai partigiani. no. Ah, ok. Per tutti i paesi. Ah, era modo di dire. Sul Prado che dice da cani. L'ultimo anno del 2002, Caterina, Sì. del 2002, no? L'ultimo anno. Ma insomma so che era 22 anni, Ah, ok. non mi ricordo più. 22 anni, fino al 2002. Sì, fino al 2002. Sì, sì. Nel 2003, in febbraio, è morto lui qua, Sì, sì, sì. mio marito, tu capisci? Sì. Allora avevo uno che che mi aiutava. E allora hanno fabbricato a Casavento, no? Mhm. E ho dovuto stare 2 mesi lassù, Sì. sul prodotto, che è andato via, che non potevo venire a Casavento in agosto, Caterina, Mm. perché i Naibo lavoravano qua giù, no? E ho dovuto stare 2 mesi lassù. E mio marito non era tanto per la quale, hai capito? Allora levava di notte,
non mi metteva più le mucche, legate bene, e un casino. Oh, levava di notte, quieto, era fuori con la festa. Sì, cuipo. Sì, E allora le facevo So. quando era, Pietà, in agosto, anche 5 formalette da chilo e mezzo, no? E le mettevo via. Allora bisognava, avere la passione, Caterina. E allora dovevo curarlo questo formaggio. Sì. E allora le mucche che avevano un po' di latte gli davo un po' di formaggio e pagavano anche un po' la sterparia, ma qualcuno non pagava neanche. Mm. Ma non ti dico, Caterina, anche 50 ne abbiamo avute. Ma avevate anche il colciavat? Ma da molte, no tante. E ne avevamo 30 che le mandavo sempre in Colciavat. Anche il colciavat avevate. In Colciavat, mamma mia, sono fino in Giamberrata una volta. Scappavano, non ti dico. Ma avevi anche il pastore? Avevi il pastore? Sempre. Sì, ma l'ultimo anno non c'era. Io andavo su e giù e facevo il burro, avevo il coso, gli stampi da mezzo chilo, da chilo. Una lotta, Caterina, che non dovevo fare niente. Se non ero qua io, si venivano giù tutto. Hai capito? Ho capito. E allora? Però eri svelta, mi dicevi. Non ti dico. Eri svelta! Era svelta. Era svelta come un tarluda. E quando era la sera, no? Avevo un gatto. Lui andava a dormire, lampiava quel lampione, sai, a gas. E lavavo tutto. Sì, e poi mi sedevo dietro la casera, vi era una banchina. E avevo un gatto, avevo anche il cane ho avuto. Ne ho avuto cagnolini. Guarda che ne ho seppellito uno piccolo qua di dietro, col gilet nella scatola. Oddio, che non ti dico. Ad ogni modo, mi sentavo là, Caterina, e mi fumavo 2 o 3 sigarette e poi andavo a dormire. O che lavoravo con i cassetti, o che facevo che nei fuori della stradura, te sa? Delle foglie, Ah, quelle suola di sacco. sì? E lavoravo sempre, non sono mai ferma. Intanto che lui dormiva, io rabattevo le mucche, mettevo tutte le catene a posto. Sempre così. Ero nata per lavorare. Piena di artrosi. Anzi, i piedi pieni di artrosi. A non far niente, Sempre con i stivali, Caterina. Ah, la Caterina, sei gentile. Ha la passione come me, Caterina, eh? Vuoi che suoniamo la fisarmonica? Oh, Caterina bella! Te l'ho portata. Ma sì, faila. E vuoi che vengo a trovarti senza la fisarmonica? Guarda, Che è quel cappello d'alpino che c'hai Eh? là? Quel cappello d'alpino che è sul mobile. Sì. Di che chi? di mio marito, no? Ah. Allora era storiere di montagna lui. Il cappello rosso della Nina. Leviamo Sì. questo. Via questo. Ecco, Oh! brava. Mi ha dato quello rosa. Ti va lo bene? Com'è lo che è? Rosa. Boh, mettilo, è nuovo. È nuovo, sì. Ecco, la Caterina. Non stavo mai bene stavi mai bene. perché mia figlia era malata. Hai capito? Sì. L'ho sempre assistita fino all'ultimo momento. Sempre il pensiero qua, pensiero là, pensiero per la spesa, in tutto e per tutto, lo credi? Poverina morta a 44 anni, no? Ma com'era? Lo sapevi? Sì. Suonava la fisarmonica. Sì, come te. La tua veduta di fuori? Sì. Ha fatto la fotografia adesso? Sì. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Brava. Col tappiello. Sei contenta? Sei Oh! Ecco. Dillo che sei contenta. Sei Oh, sei non con- allora, non hai avuto una vita, Eh? non hai avuto una vita felice, vero Nina? Dio te benedisse.
Ma oggi sei contenta? Sì, sono contenta e gliela racconto anche alla mia sorella, a dire alla mia amica mi ha portato i gili e i capelli che mi manca il coso. Ma qual è la canzone che suonava sempre tua figlia? Cimitero di rose? No, Cimitero di rose, sì. io canzonava. I fiori più belli e più profumati erano quelli di mamma e di papà. i fiori più belli e più profumati erano quelli di mamma e di papà. Raccoglievi qualche erba su per il Sì, Pradotto? sì, la speternace. La speternace, E dopo anche la grassula. la grassula, Te sai che è la grassula? la grassula, buon Enrico? Sai cos'è la grassula? Sì, quella che cresce davanti alla malga. Sì, lei vede, poi era un'andrea anche, lei era piena di grassula. E una volta partivo, quando ero a casa mia giovane, allora partiva con la gerla piena, la gerla, si andava a coso, che la banda della puzza, vinse, no? Sì? Sai, Una posso... gerla piena di speternace. Io e un'altra mia amica che è morta, no? Piena di speternace, l'erba le taglia, le pene. Nel bosco viene su, o anche sul pralo trova. Le viene qui da fuori, le pene di tagli. Ai mirtilli, Caterina, noi. A notte io, tu mi hai portato la bottiglia. Allora la grappa che avevo messo via, me la bevuto Severino. Quella te l'avevo fatta io, Eh? perché non avevi grappa, Che buona che ma te l'ha era. bevuta tutta. Ma va là Caterina, che non ti dico di più. Ascolta, era sempre da lavorare Caterina. Non c'era un'ora più bella. Ascolta, o lavare, o mulgere. Quando andavi a letto allora. Mi cambiavo a ira da lavorare che te vuole. Allora io, e tuoni e lampi? Caterina, tuoni e lampi, anche l'ultimo anno. Li Le mucche conosco, facevano i salti 2 metri. li conosco i tuoni e i lampi del Pradut. Si doveva stare in parte. Ma Pradut batté meno che sul Mamma Pramaggiore. mia. E ascolta, e una volta battevano dentro per la finestra, fino nei piedi, Caterina. Andavo a portare da mangiare un etto di formaggio per ciascuno. E dopo una polenta così, partono la gerla e la portavo a mezzogiorno. Ma ero come una freccia. Sì. Io fioi, hai capito? Le ho fatte le vite. In Val Formasta sono stata anche a Novara, a Novara in Servizio, allora a Domodossola. Ho fatto una stagione, eravamo 4 cuoche, 70 uomini del paese, ai tempi, non era marinale. E dopo ti sei trovata un clautano. Eh? E dopo ti sei trovata un clautano. Che non lo volevo, non l'ho mai voluto. Oh, l'ho trovato una volta che andavo, perché era la malga, allora la malga, cosa la Simolai, no? Ai tempi, stato tu? Sì. Era la malga. Mm. E andavo su a prendere il latte, no? Sono tutti morti questi. E ne passai, insomma, a Vendò, questo era mio marito, vestito alpino, con la bicicletta, che andava in paese. E mi ha detto, sono tornata indietro, gli ho dato un quarto di vino, no? Il re Baduccio.
ne davo a tutti quando ne avevo. Allora, insomma, sotto la tendia, vieni fuori adesso, ma non potevo vederlo quella volta. Siamo trovate dopo 2 anni, non sai che destino brutto. Non tedesco, Caterina. Non ti potrò scordare, piemontesina bella, sarà la sola stella che apre me. Addio i giorni passati, la piccola amica ti devo lasciare. Gli studi son già terminati, abbiamo finito così di sognare. La gioventù non torna più, accomodiamo le uova, dalla nina ho lasciato il mio amore. Thank you.